Linea diretta con la Svizzera, ma qui siamo in Veneto, per la precisione ad Albettone, dove un personaggio ci ha dato appuntamento. Ma chi è? Chi è? Non mi avete riconosciuto. Gio Formaggio, ma che ci fa con la testa dentro Con il la sacchetto? mascherina si fa fatica. No, allora, la Svizzera democratica civile ha appena approvato una legge sul burqa e sul niqab che lo vietano nei luoghi pubblici. E c'è una proposta del 2017, una legge del 2017 del Veneto, quindi partirebbe dal Veneto questa voglia di sicurezza, questa voglia di una legge che vieti questi copricapo che non permettono di riconoscere le persone e in pubblico. Una roba semplice, tanti paesi europei lo stanno già facendo, non vedo perché l'Italia non lo deve fare. Non si perde tempo. L'ultima è stata la Svizzera, L'ultima quindi è- insomma un Gio Formaggio all'Elvetica, anzi alla Veneta, visto che la legge è veneta. Come pensa di farla applicare? Ma invito tutti i deputati, a partire dal Veneto, di ogni schieramento politico, a farsene carico. Basta solo prenderla perché è depositata presso il Parlamento e applicarla e votarla. Quindi chiunque da destra a sinistra può darmi una mano. Facciamolo perché è ora. Dobbiamo emanciparci anche noi. E allora guardi la telecamera e lanci un messaggio. Allora, a tutti i deputati veneti, visto che siamo a Rete Veneta, a tutti i deputati veneti, datemi una mano a far approvare la legge del Consiglio regionale del Veneto in Italia, in modo che il burqa e il niqab non si possano portare in luoghi pubblici.